In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Fiorella e Baldini. Viva Radio 2! Buongiorno Baldini. Allegria, buongiorno. Amici ascoltatori, allegria. Oggi è venerdì. È venerdì e finisce la settimana. Un saluto a questo pubblico intervenuto qui in massa anche di venerdì, che solitamente i venerdì partono tutti, vanno in weekend, invece loro non hanno rinunciato al loro weekend per venire qui a Via Asiago. Ma dove vanno? Baldini, tutto a posto? Sì, te ti vedo un po' sbattuto, barba lunga. Sì, sono sbattuto. Il maglione di quello che ha dormito poco. Perché? Che c'è sto maglione? No, ma perché quando uno dorme poco la mattina che? Mi stava aggredendo, Sasame se voleva. Sasà, purtroppo il nostro. Uno si mette addosso le prime cose che stanotte ho dormito poco, avrò fatto 2 orette. Che hai fatto? Niente, ninne nanne vari. La cantante si è svegliata? La cantante stanotte faceva degli assoli che che non ti dico, veramente, che purtroppo c'è la macchinetta ancora non so. Occhio, ti parte lo sparo. Questo è l'Eurovision. Strillava Mike, questo è Mike. Sbagliato tutto. Ale mitraglia. Sembrava di essere a Beirut. Mi parte qualsiasi cosa. Allora salutiamo i nostri autori, uno dei quali sì, lo ricordiamo, Riccardo Cassini, l'autore, autore dei Comici di Sanremo, sì, autore di quella fantastica battuta, quella dell'elica, sì, che tanto successo ha avuto, che ha fatto in Tortora, che ha chiesto i danni a Riccardo Cassini. No, scherziamo. Detto elicottero. Tra l'altro questa sera c'è una festa di tutti gli autori insieme a Pippo Baudo. Che faranno tutti l'elica. Sì. Si troveranno. Dov'è che vi trovate? No, lo dico perché ho assistito a un SMS che è arrivato a Riccardo Cassini da parte di Baudo. In persona. Scrive gli SMS Pippo Baudo, incredibile. IVTB. Sempre c'ha il, come si dice, il verbo, l'imperativo? Sì, imperativo. Devi venire! Ecco. Punto. Quello è l'SMS di Baudo. Pensa che lui c'ha il cellulare con la scrittura pippatica che praticamente è direttamente maiuscolo tutto, col punto esclamativo. Gli parte. Noi magari proveremo a chiamarlo, tanto non ci risponde. Ma oggi dobbiamo dire che oggi avremo un ospite, verrà e ancora non è qua. Sì, è sul raccordo, sta arrivando. Sì. Ma non è un ospite, voglio dire, adesso. Ragazzi, stiamo parlando, sai, quando uno va su un palcoscenico, no? Fai una cosa un po' fuori. Così che ti fai una cosa, ti dicono, ma chi sei? Gigi Proietti. Si usa, no? Sì, dire, ma chi sei? Ma chi te credi adesso? Ma chi te crede? Si usa, mi ricordo, quanti, ma chi te crede? Bene, quel chi te credi adesso è Gigi Proietti. Sì. Sarà qui a Viva Radio 2! Gigi Proietti! Attenzione editoria, questa è una cosa che dobbiamo dire, è uscita proprio in questo momento l'agenzia Panorama, attenzione, Panorama è cambiato, saputa la notizia Calderoli di passaggio a Napoli, Calderoli ha dichiarato, era ora, il mare a destra e il Vesuvio a sinistra avevano rotto i maroni. C'è sta notizia su Repubblica, guardate pubblico, il vertice UE taglia i gas serra, il vertice dell'Unione Europea quindi taglia questi gas serra, la Merkel ammonisce l'Italia e dice chiudete le industrie inquinanti e soprattutto mettete il pannolone a Bossi. Questa la capiscono, il nostro venticello. La capiscono in 20, soprattutto tutta Palermo. Sì, detto Aliseo. Il teatro? Aliseo. Aliseo, ho detto. Vabbè, Bozzi, dai, sono cose naturali. Resto, dai. Grazie a Dio che il nostro Signore ci ha dotato di sfiato, perché pensa quando esatto. se no saremmo delle mongolfiere, soprattutto Bozzi. Ben, dicevo, stiamo parlando dello Chiesa. Hai preparato qualche intro? Sì, signori, Enrico intro. Vai. 1, 2, 3, 4. Chi lo fa l'urlo? Fallo tu, dai. Lo faccio io? Vai.
vabbè. Che vanno violentato. Vabbè. Signori, ora come sapete noi iniziamo sempre il programma con questo nostro, voi sapete, questo anglo-libanese che sta avendo un grandissimo successo con una canzone che si intitola Grace Kelly. Mika, si chiama Mika, questo uomo da un falsetto incredibile. Se ci abbiamo l'originale e me lo fai partire un po' dal ritornello, in modo che si capisce, perché sai, non tutti conoscono ancora Mika. È stata a Sanremo, Mika. Mika con la K. Mica con la K. Le radio lo martellano. Però non tutto è farina del suo sacco, perché Mika ha copiato da un personaggio romano che abbiamo noi qua, che è Mika Kotika. Buongiorno Mika. Mika Kotika. Buongiorno. Poi si capisce perché l'accento romano è di Pietralata. Certo che sono di Pietralata. Si sente proprio, si sente. Senta come senti, questo è quello che lui. Questo cavolo sulla braccia schifoso. Sentite che voi, ma l'ha copiato. L'inciso. Arriva l'inciso adesso. Grazie. Noi abbiamo il Freddie Mercury di Trastevere. Mika Kotika. Esatto. Come la prendi questa cosa? Che lui ha avuto successo e te invece stai con L'ho noi. presa molto male, guarda. So io dove l'hai presa? Non si dice che siamo in radio, non si può dire. Ricordati, Mika Kotika, che sei romano, ricordatelo, non te lo dimenticare Ogni mai. tanto faccio fatica a ricordarmelo. Bravo. Senti, hai qualche pezzo ancora? Sì, ti faccio sentire il ritornello, così te lo rinfresco un pochino. Sì, fammelo sentire. Signori, Mika Kotika. Sì. Eccomi qua, tutta chità, che sto venendo per rimorchiare. Tace fretta, che tramonta, c'ho freddo al cucco, vita va. Senza tattoo, fa schifo arca, ecco il negozio, vattene a fa. Grazie frate, mortaci tu, potevi dirlo che brucia il culo. Grazie. Grande. Mortacci tu è proprio di Los Angeles. Sì, ma anche il fuso è capito. Sì. Qui Proprio Los Angeles. quando arriverà Proietti e poi dirà RQ e chi, lui dice non mi romper ca. Esatto. Giustamente. E tu a moi non m'ha da romper ca, che era un pezzo famosissimo. Magari gli chiediamo, anche se non avrà Micio. Sapete chi è Micio? Il pianista che accompagna solitamente Gigi Proietti. Un attimo. Enrico Cremonesi, sì? Tu te la senti di fare il Micio di Proietti quando arriverà? Ci posso provare. Ride, ma come se la ride? Sentite, vogliamo cominciare subito con che cosa? Con che cosa possiamo cominciare? Cosa? Sì, abbiamo Mike. Mike, buongiorno. Proviamo a chiamarlo, si sta allenando. Si è stufato di sciare, secondo me. No, si sta allenando alla maratona. Magari si allena? Sì. Ah, bene. Ieri, guarda, ci ha parlato, però non c'aveva voglia. No, è vero. Però quando ci ha detto che il pilota del suo aereo personale si chiama Piccione, io lì volevo. È l'unico aereo che scagazza. Si chiama Piccione perché che male c'è? Perché uno si immagina veramente l'aereo che. Lo sai cosa c'ha? La Pitch One. Repubblica, cronaca di Roma, rapimenti di cani in centro, attenzione ad un furgone azzurro, diciamolo, attenzione ad un furgone azzurro, rapimenti di cani in centro, e giunge una conferma, è sparito Sergio Iapino dalla circolazione. Chiediamo scusa Sergio, ti vogliamo bene, ma sai come siamo noi, se no che stiamo a fare qua? Stiamo a pettinare i bambu. Certo. Senti, allora ci colleghiamo con Mike, attenzione. Con la Punt, ricordiamo che si trova sulle Alpi svizzere, sentiamo se c'è. Sicuramente ci manderà a quel paese perché si sta allenando. Pronto? Oi là là. Ci ha risposto subito, signor Mike. Scusi se la disturbiamo, se è sugli sci magari la chiamiamo più tardi. Posso dirvi la verità? Sì? Mi sono rotto le balle degli sci adesso. A proposito, scusate. Sì. Ho saputo che avete con voi Gigi Proietti. Sì, arriverà tra poco. Gigi Proietti è italiano, non è americano. No. Gigi. Allora, quando viene dovete dirgli che è il numero uno. Sì. È stato sempre Gigi, lo chiamavo così. Va bene, glielo diremo. Veniva a Roma, lo chiamavo sempre. Sì, E che faceva? Andava in giro con lui? Andavamo in giro per ristoranti. Ah, bene. Cantavamo lui alla chitarra, raccontavamo un sacco di barzellette. Fatemi raccontare una bella, quella dell'inglese, dell'americano e del tedesco. Va bene, sì, ma ce la vuoi raccontare lei o ce me la ricordo, sapete, un'età 83 anni dunque, purtroppo, che cosa volete? Senta, dicevo, la disturbiamo, è sugli sci?
Oh, qui sono tutti lenti. Pensate, amici ascoltatori, ieri ho fatto una gara con dei ventenni e li ho doppiati un paio di volte. Ah, certo. Non c'è soddisfazione. E allora dove si trova, scusi? Adesso mi trovo in una spa. Scusi, cos'è una spa? Ma come? Cos'è una spa? Non lo so. Si vede, caro Baldini, che quando ti muovi vai nelle pensioni da 2 stelle, cadenti anzi, decadenti, tipo la pensione Mare Monti di Pinarella di Cervi. Ma no, perché dice così? Non è vero, signor Mai, ma non so cos'è una spa, cos'è? Ce lo spieghi? Roba da matti, Non sai cos'è? No. Ma roba da matti, roba da matti. La spa è un centro di salute e benessere di cui tutti gli hotel, sì. Sopra le 5 stelle ovviamente sono dotati, lo Senta, sai? il suo hotel quante stelle ha? Ma il mio hotel, pensa, si chiama il Planetario, quindi contale un po' tutte. Va bene, le conteremo. Allora, pensate, amici ascoltatori, in questo momento mi trovo nella sauna finlandese, proprio appena finito, mi getterò, pensate, con i pendagli al vento, nudo come Adamo, nella neve, pensate, roba. Come fanno su al nord. Ma devo stare attento, Perché? Vede, non leggersi prima. Perché devo stare molto attento, perché quando corro con i pendagli al vento rischio di inciampare. Senta, signor Mike, quando è lì nella neve cosa fa? Cosa vuoi che faccia? Vabbè. Emetto il famoso urlo di Mike, lo vuoi sentire? Sentiamo, senti? dai. Orosi. Questo è l'urlo da richiamo di Mike, sì. Vabbè. Solo che questo sbalzo di temperatura mi fa salire la pressione e allora a quel punto si va a caccia della vittima sacrificale. Vabbè, quello che capita. Non ci sono problemi. Perché? Ci sono le massaggiatrici. E lei si è già fatto massaggiare, dico, sì. Ho l'abbonamento, pensa, ho la Golden Card. Immagino. Ancora un paio di giorni e mi daranno la Platinum, pensate, quando ne avrò soddisfatte almeno una decina. Signor Mike, ma scusi tanto, lei ha una certa età, diciamo. La mattina si allena sugli sci, il pomeriggio fa la sauna, si getta nella neve con le massaggiatrici. Immagino che la sera andrà a letto presto. Sì, la mattina presto, intorno alle 6, perché la sera, dopo che ho messo a letto la Daniela, vado a fare 4 salti in discoteca dell'hotel, amici ascoltatori. Si diverte. Sapete, là ci sono le cubaiste. Le cubiste, sì. Io un debole per le ragazze immagini. Le ragazze immagini. Lo sapete cosa dico io alle ragazze immagini? No. Immaginati un po' perché mi chiamano Cavallino Michele, amici ascoltatori. Bene, vi saluto, ci sentiamo dopo, provate a chiamarmi. Grazie signor Mike. Provate a chiamarmi. La proveremo a chiamare più tardi. Grazie. Eccola. L'urlo di Mike. Eccola. Attenzione. Presenta il nuovo programma di Adriano Celentano. In verità vi dico, fra 9 anni su Rai 1. La prende lunga, porta avanti, Celentano prende larga, avanti, la prende. La porta avanti. Allora ragazzi, è una notizia dell'ultimo serie, notizia seria. Ivan Zazzaroni, ce l'avete presente? Ivan Zazzaroni, giornalista di sport, sta facendo questo quotidiano, adesso ve lo dirò. Diciamo subito, questo giornale si chiamerà 10, come sai il numero 10. Numero magico, tutti i calciatori col numero 10, insomma, hanno più un non so che. certo. Sapete da quanto non esce un quotidiano sportivo nuovo? Questa è la notizia. Da circa 62 anni. Cioè 62 anni che non esce un giornale, un quotidiano nuovo. Dicevi, c'è Riccardo Rossi qui, dica Riccardo. Il Romanista è un quotidiano sportivo ed esce da tutti i giorni ormai già da un paio d'anni. Quindi il Romanista stai smentendo questa cosa dei 62 anni? Esatto. Allora, ma non ti puoi fare i fatti tuoi? Esatto. Potevate chiudere il microfono. Era una notizia così bella. Scusa.
Sì, però attenzione, il romanista È solo per i romanisti. È il romanista. A quel è punto, giusto. quotidiano nazionali sono senz'altro 62 anni, se non di più. Esatto. Anche perché sennò lo spettacolo non lo fa. Se no, spettacolo al Gran Teatro te lo sogni. Vedi tu. Allora, Ivan Zazzaroni, di nome di fatto, cioè Sì, presente? la zazzera bella, quella bianca. Devo dire che il pubblico con la testa fa così, dice, Sì, se lo Zazzaroni, e promette, daremo fastidio a qualcuno, chissà perché. Ai numeri Attenzione, 9. Cioè. Però noi abbiamo pensato, questo si chiama numero 10, questo quotidiano che andrà in edicola tutti i giorni, e noi al telefono abbiamo un numero 10. Il numero 10 Signori, più talentuoso. il secondo numero te. 10. Sì. Roberto Baggio! Buongiorno. Ciao Roberto! Ciao Fede, ciao a tutti. Ciao. Che bello sentirti, guarda. Grazie anche per me. Che bello. Domanda al volo, così. Sì. Domanda. Che fai adesso, Robby? Dove sei? Dimmi, che stai facendo? Va. Ho un negozio di abbigliamento sportivo. Ah, dimmi dove, indirizzo, numero e via che facciamo lo spot subito. Vai, No, sì. veramente, non sto scherzando. No, qui vicino a Vicenza. Esattamente come... Attiene, no. Tiene. Tiene, Tiene. fa scherzi, tiene, facevano i pannoloni famosi là. Tiene. No, tiene con l'H, no? Bravo, sì. È col TH però, è col TH, quindi io se passo da lì ti giuro Ti aspetto, volentieri. una tuta me la compro. No, dai. Ma tu dai, ci stai te la lì, regalo. ci stai al negozio? Sì, alla cassa. Sì, ogni tanto ci vado. Beh, ogni tanto Sì, ci va. sì. Senti, ma guarda, tu hai capito, sto giornale qui ci sarà un pezzo su di te, il primo numero almeno, spero. Sì, penso di sì. Zazzarone te lo fa un pezzo, sì. Credo di sì. Senti, com'è guardare il calcio da fuori? È una cosa a cui mi ci devo abituare. Devo dire che provo un po' di invidia per chi gioca ancora, però purtroppo è la vita che impone questi momenti. Per me è arrivato e mi devo abituare a osservarlo ogni tanto e basta. Però Roberta, posso dirti una cosa, voglio dire, tu hai deciso ok di smettere, però ancora qualche annetto dopo devi fare. Magari la Fiorentina, perché non fai? Ma È guarda, Baldini, lui è Baldini. Ciao. la scelta purtroppo è stata obbligatoria. Obbligata perché comunque... Qualche cartilagine? Troppo sì. Ti capisco perché sai anch'io. Sì, tra voi calciatori, no? Tra noi Rosario, cioè. calciatori. Lo sai anche te com'è, no? Arriva a un certo punto che... Senti, volevo dire una cosa, sai che in televisione fanno vedere sempre quel gol di Maradona, no? Sai quello dell'Inghilterra? Sì. Quello di Maradona. Però fanno vedere poco invece un gol che tu hai fatto, che è simile a quello di Maradona, ma tra l'altro quando tu segnasti quel gol Maradona c'era ed era in panchina, è vero? Era in panchina, sì, è vero. Tu non te lo ricordi? Sì. Dimmi, scusa, no, Baldini. che ne dribblò tutti e andò in porta, non andò ricordo perfettamente. Eri con la sì. Fiorentina, no? Sì, Fiorentina a Napoli. Ricordo. A Napoli. Certo che io guarda, mi è venuto un pensiero, posso dirtelo, forse ti farà anche un po' su Baggio, no? Baggio ha giocato, quanti mondiali hai fatto? 3. Quanti? 3. Amici ascoltatori. 3 mondiali, finali? Una finale per il primo posto e una finale purtroppo per il terzo, quella di Italia 90. Quella famosa del rigore, no? Che quella ancora... Ti svegli di soprassalto ogni tanto? No, adesso basta. Sai che dici, il palo! Dopo 13 anni basta. Però mi è successo, sì. Senti, voglio farti una domanda. Te la posso fare? C'è più che una domanda è... Sentimi me, tu hai giocato quindi tutti questi mondiali. Hai fatto queste finali, sfiorando più volte la vittoria. Pensa, tutti questi anni di carriera, sfiorando proprio, e dici la coppa ce l'avevi lì ma non sei riuscito a prenderla. Pensa a Zaccardo, 5 minuti, un autogol ed è campione del mondo. Ti girano le palle un po'. Ma il calcio è strano, dai. Ma non per Zaccardo, per carità. No, ma scherzi, è una battuta. In generale è particolare, dai. Però tu hai dato veramente tanto al calcio e sei amato da qualsiasi piazza italiana, e quindi l'applauso a Roberto Baggio. Grazie mille. Hai figli, vero Roberto? Sì, ne ho 3. 3, tutto 3. Devo farti conoscere mai. Perfetto. Senti, quanti anni hanno? Valentina ha 16 anni. Quanto?
Sì. Ah, è una ragazza. Valentina? Sì. Ah, 16 anni e quell'età lì. Papà. Non ti dico, guarda. Papà, posso uscire? Non mi fa Posso andare in parlare discoteca? perché, è un periodo che è Immagino. drammatico, però vabbè. Immagino. Quanti piercing ha? No, neanche uno per fortuna. Per fortuna. No, in casa non entra, te lo garantisco. Te lo dice un papà con l'orecchino, capito? Sì, infatti, ma se lo metterà a 30 anni come ho fatto io, Esatto, a 30. Bravo. No, sì. Senti, invece i maschi? Mattia ha quasi 13 anni e poi c'è Leonardo, il padrone di casa, che ha 2 anni. Il padrone di Senti, casa. qualcuno Sì, di perché- loro, dei due maschi, secondo te, vedi che ha già qualche... Ma Mattia ha una grandissima passione, però Leonardo, l'ultimo, ha qualcosa che di particolare. Il DNA è e si quello, vede subito, e si vede subito, vero? Quando uno Sì, c'ha sì. qualcosina... Cioè lui qualunque cosa trovi in terra da calci, per cui... Ma tu facevi così quando eri ragazzino? Sì, mia mamma dice di sì. O fa il calciatore o il butta fuori, insomma, non c'è verso di... Senti, allora noi ti facciamo intanto gli in bocca al lupo per tutto quello che farai. Non hai intenzione di entrare nel calcio, non so come... Guarda, per adesso no. Bravo, almeno uno che fa un'altra cosa, sennò tutti diventano o procuratori o... Qualcuno allenatore, sì. È bello ricordarci di Roberto Baggio così. Roberto Baggio, calciatore. Il codino ce l'hai ancora? No, ho tagliato. Anch'io. Ormai siamo diventati vecchi. Tutti e due sì. ex calciatori, Siamo ex tutti due codini, ex calciatori. Vabbè. Senti Roberto, noi facciamo gli in bocca al lupo a questo quotidiano che si chiama 10, a Ivan Zazzaroni e ovviamente al grande ed insuperabile Roberto Baggio. Grazie. Ciao Roberto! Abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao! Che bello Roberto Baggio, ragazzi. Roberto Baggio, qui ci voleva l'imitazione di Pizzolo, Roberto, che ci metteva 20 minuti a dire Roberto 36 Baggio. R, sì. Va bene, allora abbiamo notizie in questo momento, tra un po' ci collegheremo, sapete che ieri è uscito il film Sì, di Moccia. tratto dal libro di Moccia. Ho voglia di te. Sì. Con Scamarcio, pare che ci siano state scene Sì. scene tipo Beatles anni 60. Svenimenti proprio. Attenzione, è uscita la notizia. Allora, Roma, all'anteprima del film Voglio di te, migliaia di fans aspettano Scamarcio davanti al cinema. Vanzina dichiara, anche dopo il film di Natale, olè, hanno aspettato Boldi sotto casa, ma per menarlo. L'ho letta in diretta, così come è arrivata. L'ho letta, incredibile. Ah. Attenzione, nella classifica di Forbes, questa è bella, degli uomini più ricchi del mondo, Berlusconi perde 14 posizioni. Ha preso la notizia, lo stesso Berlusconi chiede il riconteggio dei soldi. Ha pagato le tasse, che è successo? Pezzo! Ci abbiamo il pezzo? Che pezzo? Dai, abbiamo fatto un esperimento con il maestro Cremonesi. Allora, ecco qua. Abbiamo tentato di ramazzottizzare una canzone, una canzone non è facile perché quando c'è una canzone scritta per uno e la canti con la voce di un altro, non è una cosa un po' strana. La canzone, pensate, di Lucio Battisti ed è Mi ritorni in mente. Abbiamo tentato di ramazzottizzarla. Se trovi il testo. No, mi manca un pezzo di... pezzo di canzone. Eccola. Allora, adesso non vi garantiamo nulla e nel frattempo mi dicono che Gigiai, così come l'ha chiamato Mike Buongiorno, è in Guardiola. Sì. Praticamente stanno... Che fa? La sentinella? Allora, voi non avete idea, cioè, quando Gigi arriverà, poi lo sentirete, perché Gigi ha una voce, a parte insomma... il doppiatore, lui, grande quando si doppiatore. avvicinerà al microfono e dirà solamente, guarda, ti faccio l'imitazione di Proietti che dice buongiorno a tutti. Sentite. Buongiorno a tutti. Sei uguale. Sono uguali. Uguale. Bravo, Potresti doppiare De Niro. ma visto che Uguale. Maria. adesso ti faccio una scena classica da film americano, Sì. però sempre con la voce di Proietti, tipo così, tipo quelle scene, sai, tipo la frase è ehi sacco di merda, spostati dalle palle. Sì. Lo dicono sempre. Con la voce di Proietti. Sentiamo. Attenzione. Ehi, sacco di merda. Spostati dalle palle.
sei uguale, sei preciso proprio. Una meraviglia. La radio è pazzesca. Imitatore Sentito che preciso. da una voce così sottile Mi Viene esce fuori quella roba una lì. vociona. Sembravo Riccardo Rossi. È fatta! Aspetta, no. Gli fai di la frase anche a Riccardo Rossi, per Quale? favore. Quella che ci ha messo su internet. su YouTube? Su YouTube. Quella di Al Pacino nel Al Pacino, film il mercante di Venezia. stavo dicendo il gobbo di Venezia. Ha fatto un... Sentiamo qual è La la frase che dice Shylock. Quella libbra di carne che io esigo da lui è mia! fantastica. E non si droga, attenzione. È normale, nelle sue piene facoltà. Vabbè, parlavamo di Ramazzotti e di mi ritorni in mente Ramazzottizziamo. Vai, sentiamo. Prova a dire Ramazzottizziamo. Ramazzottizziamo. Bravo, ci sei riuscito. Un po' di reverbero magari lo mettiamo, giusto Un po' per di non avere steru un iniziale. po' di reverbero così. Sai, il reverbero zucca mi piace molto. Sì, l'hanno capita dopo però, è arrivata. Ma non era da capire. Ah, Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Sdironde, mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Sdironde, è un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. sentiamo ora, sono curioso. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. Stero pianto, all'improvviso mi ha chiesto lui chi è. Lui chi è? Ogni tanto entra anche. Zero. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso e il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in ogni senso dove sarai? Cambiata. Anima mia, senza di te mi butto via. Dove sarai? Anima bella, dove sarai? Stella gemella, e mi ritorni in mente. Oh, l'abbiamo fatta, dai. L'abbiamo fatta. Attenzione perché sapete sta storia di Sanremo? Che è Perché successo? Pippo Baudo ha invitato a Sanremo Mango, che è di Lago Negro, lo Vero. sapete? Proprio per Michel Hunziker, perché dopo Ramazzotti un lucano. È comicissima! È comicissima, dopo Ramazzotti un lucano. Nero Giardini, qualità e design made in Italy, firma calzature e accessori di successo. Per lei Nero Giardini propone tantissime ballerine, zeppe e morbidi stivali e poi sneakers, borse e cinture, tutte da coordinare. I modelli Nero Giardini sono perfetti per tutti i giorni, ma sempre particolari e soddisfano i gusti anche delle nuove generazioni. Per lui la parola d'ordine è sneakers, in pelle o tessuto, comode ma sempre al passo con i tempi, e il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. Nero Giardini, il vero made in Italy. Ci risiamo, viva Radio 2, via Siago. Signore e signori, Vai, sta è qui. per aprirsi la porta, l'ovazione del pubblico sottolineerà il Una suo E sola. ingresso. Diciamo, non è un attore, ma L' attore. L'attore, attore, con la O, attore, dillo. Attore. Attore. Adore. Signori,
Gigi Proietti. Grazie Gigi, benvenuto. Buongiorno. Che bello avere Gigi Proietti. Grazie. Tutto bene Gigi? Bene, bene. Non so se hai sentito l'imitazione che ho fatto. Perfetta. Perfetta. Uguale. Vogliamo rifarlo? Visto che quando sei qui, dai, giusto per. Vuoi che faccio io l'imitazione tua? Sì, che. Dai, provaci, dai. Vediamo. Che avevamo detto prima? La frase potrebbe essere: sì. Buongiorno a tutti, adesso telefoniamo a Mike. Dai. Poi sarebbe mica. Certo, mica Cotica. Mica. Che tempo, Gigi? Con sto tempo non ci si capisce più niente. No. Un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, signora mia. Ieri sono uscita con la pelliccia. Un callo mi è venuta la pollagra. Ma sono levata un filetto d'aria, una lombata, vado zoppa. Era una cosa in scese che un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, non ci si capisce più niente. Signori. No, sono un po' influenzato. Quindi la voce ti viene ancora. Sì, da influenzati la voce viene bella, però c'hai una nota sola, parli così, non c'hai sfumature. Senti, c'è ovviamente Riccardo Rossi che praticamente conosce più cose di te che te stesso, è vero? Sì. Cosa è? Allora, guarda, racconta. C'è un film straordinario di Martin Scorsese dove c'è Robert De Niro che è l'amante di Sharon Stone. Sì. E l'inizio del film è famosissimo perché Robert De Niro, uscendo dall'albergo, fa un monologo fuori campo, apre la porta, accende la macchina, esplode in aria e parte la passione secondo Matteo pazzesca. Chi doppiava in quel film Robert De Niro? Ferruccio Amendola? No! Lo doppiava Gigi Proietti. Come dici? E io mi sono permesso di vergare a mano adesso qui questo monologo che stranamente l'hai scritto a penna adesso qua. Sentiamo, dai. Quando ami una persona devi donarle tutto quello che hai, altrimenti non ha senso. E per un po' ho creduto di avere un amore così. Ammazza ragazzi! Allora, io sono uomo, non ho nessuna tendenza così, e però potrei anche innamorarmi di te, Gigi. Vabbè, vediamo un po' quello che si può fare oggi. Sai che oggi facciamo un bel dico, un bel pazzo. Sì, un attimo. Avete visto ieri sera, non so, qualcuno ha visto Anno Zero? Sì. È successo qualsiasi. Hai visto Gigi? Sì. È successo di tutto. Che è successo lì, Gigi? Un mastello che non finisce mai. Un mastello se n'è andato. Andato via. Se n'è andato. Pure Vauro, insomma, ci è andato giù pesante. Giù, sì. Vabbè, sai, adesso è il momento di dirlo. Certo. Cioè, di dirlo cosa? Lo dico, sai che sì. voglio dire, è un momentaccio. È momentaccio, Sì, veramente. poi io sto tempo non ci si capisce più niente. No, no, questo tempo. I mandorli sono in fiore già adesso. Una cosa incredibile. Dopo che succede? Dopo che hanno fiorito tutti i mimosi, poi c'è più niente. Devi aspettare di nuovo. Quel lasso di tempo, non c'è più niente prima che arrivi l'uva. Senti, fra poco Gigi, fa vendemmia. sì, ora è tutto anticipato. Vorrei Gigi, quando c'è Gigi Proietti, qualcuno, sai, il pubblico, no, digli, perché lui ha un repertorio infinito. Intanto diciamo pure che adesso ancora dirige il teatro Brancaccio. Sai che era venuto Gianluca Guidi qui a fare la risata famosa. Sì, un appello per il teatro, perché c'erano stati. Speriamo che vada avanti, adesso lo si saprà in questi giorni. Chi c'è in cartellone adesso? In questo momento c'è Brachetti, sta facendo un successo spaventoso. E l'applauso che parte, quello cambia tipo 150 vestiti. 150 vestiti in non so, in un'ora e mezza. Ma lui è capacissimo di fare cambiare 10 personaggi in 2 minuti, insomma, 20, con una velocità impressionante. Dovresti vedere la carta d'identità che ha. Ce n'ha tanti. Senti Gigi, tu si chiama l'uomo dei 1000 volti. Non ti cambierai velocissimo come Brachetti, però di personaggi ne hai fatti veramente tanti. Sì, io non faccio l'imitatore, però insomma, crei personaggi, no? Ne hai. Ma alcuni me li porto dietro da sempre e non posso fare a meno di farli. Scusa, sempre il tuo storico biografo. Sì. Qual è quello che avevi chiesto tu? No, guarda, sai qual è una cosa che secondo me non si ricorda nemmeno lui? Lui ha doppiato Marlon Brando. Lascia stare il doppiaggio, il doppiaggio. Scusa, ero distratto. Allora, Arcavaliere Nero.
Io sono pazzo del Cavaliere Nero. Vabbè, ma che è una barzelletta. Una barzelletta più bella del mondo perché, non dice niente, dice tutto. Beh, dice tutto. Proviamo a farlo il dai, Cavaliere ti Nero. Attenzione, signori, il Cavaliere Nero. No, però devo fare una piccola premessa, Certo, perché sennò, prego. questa qui è una cosa che io Viva Radio 2 è tua. in spettacolo io racconto che insomma, un mio amico che ha la fortuna di fare il professore di semantica volgare. Semantica volgare, studio delle parole. Insomma, perché la volgarità, dico, premetto che è molto soggettiva e dipende dall'epoca nel quale si vive. Certo. La parola culo, per esempio, era una volta, poteva essere volgare, oggi non più. Non era volgare culetto, diciamo. Quello del neonato, diciamo. Invece il culo adulto era volgare. Si vede che se guasta col cresce, diciamo. Allora, questa era la premessa per poter fare una specie di truffaldino excursus culturale sulla volgarità, insomma, per dire. E allora c'è questo professore che dice ai suoi allievi: raccontatemi una storia, una storia tratta dal mito, come volete, e poi ditemi la morale che se ne può trarre alla fine. E uno si alza e dice: Davide e Golia. Sì, certo, la conosco. Davide e Golia fanno a duello, dice sto ragazzo. Davide è un ragazzo normalissimo con una tunichetta e una fionda, Golia è un gigante invincibile, ma Davide con una fionda Mi fa ridere la tunichetta. lo colpisce in l'immaginario, lo colpisce in piena fronte e Golia muore. Morale: non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia, sull'intelligenza, sul senso tattico. Me complimento fa, c'è nessun altro, dice il professore, che vuole, sai quei professori parlano un po' così perché non vogliono far sembrare che sono romani, c'è invece che perché dicono andare e mangiare invece di andare e mangiare, ma insomma qua. E si alza anche alto e dice: dimmi tu cosa racconti. E questa è la famosa famigerata al Cavaliere Bianco e al Cavaliere Nero. Già, la voce. Mi fate fastidio. La voce è meravigliosa. Allora. Ti prego. Dice: questa non la suona. So io, aso. Al Cavaliere Bianco e al Cavaliere Nero fanno a duello. Ma il Cavaliere Nero t'ammazza il Cavaliere Bianco. Ma il Cavaliere Bianco aveva 3 figli. Tutte e 3 sfidano il Cavaliere Nero per vendicarsi, ma il Cavaliere Nero t'ammazza tutte e 3. Mo sti 3 figli avevano 3 figli per uno. Poi conta, tutte e 9 te sfidano il Cavaliere Nero, ma il Cavaliere Nero t'ammazza tutte e 9. Mo sti 9 figli avevano 3 figli per uno. 27. Tutte e 27 te sfidano il Cavaliere Nero, ma il Cavaliere Nero t'ammazza tutte e 27. Mo sti 27 figli ci avevano da dire: basta, dice il professore, dimmi la morale. La morale è che il Cavaliere Nero non gli devi cagare cazzo. A domanda. Bella. Vedi, è come una canzone, no? Cioè uno dice volare, no? La canti 50 volte ti senti volare. Questa è una di quelle che se non la riascolti cioè come la racconta ridere, lui, te la certo. racconta 20 volte. Se adesso lui ormai sì, però se sta tu su adesso tutti i telefonini. Sì, adesso si finisce sui cellulari pure con le... Perché se lui adesso la riraccontasse sarebbe diversa. Allora, adesso non mi sfidare però. Adesso c'è una pausa, credo? C'è No, una pausa. nessuna Noi pausa. perché ci abbiamo, Uno se no noi scrittore, abbiamo sì. un orario che alle 2:30 dobbiamo chiamarlo. C'è uno scrittore che scrive per i giovani però, cioè noi non ci pensa nemmeno. No, siamo già decrepiti. Lo scrittore si chiama Federico Moccia, tu dovresti conoscere. È il figlio, tra l'altro, di un grande del cinema, lo sapete, sì, Pipolo, vi ricordate Castellano? Sì. Non lo sapevo. No, è il figlio di Pipolo. Giuseppe Moccia si chiama. Giuseppe Moccia, in arte Pipolo. in arte Pipolo fece Federico.
in arte moccia. Adesso noi sentiamo un po', chiameremo, perché sarà indaffarato perché c'è stata la prima ieri. Sì, Dio voglia di te. Sentiamo se ci risponde. Stiamo un attimo, Oh, Casa Moccia. Vediamo, pronto? Sì, chi parla? Baldini, Marco. Marco? Sì. Che nome ridicolo. Ma perché non me lo dico? È normale che... Ma perché non lo cambi? E cioè? Lo devi cambiare. Fatti chiamare Mark, Baldi, Omamo, Mabal, Marbo, Marchi. Sì, senti, questi sono soprannomi dei ragazzini, dai, io sono un po' più grande. Quanti anni hai? 47. 47 anni? Allora? Ma da dove chiami? Da un ospizio? Ma cosa vuol dire, scusami? Ma sei sicuro di non essere già morto? No. Ma sei sicuro? No, sono No, molto veramente, sicuro. ditemi la verità. È una telefonata o una seduta spiritica? Ma dai! Mi stai chiamando dall'aldilà, dimmi Ma la non verità. esageriamo, Mi stai chiamando, 47 anni, dai, cosa vuoi che Ma sia? forse hai sbagliato numero, io parlo solo con giovani per risolvere i loro problemi, capisci? Sì, ho capito, Sono dai, mozzi, solito, sì, scritto, il dialogo con i genitori, il sacco di futuro, le diritti incertezze d'autore. della vita. Mia moglie mi sono sposato, si chiama Menna. Sì, ma Pronto? adesso ci Chi è? racconti tutta la vita. Dicevo, ho capito, il dialogo con i genitori, il futuro, le incertezze della vita, queste cose qui. No, i brufoli, il motorino, la ricarica del cellulare. Ah, ecco. Che ne sai tu, anziano Marco, di questo... Sarà scemo. Anziano, ma... Vabbè. di questo sentimento universale chiamato amore. L'amore sposta le montagne. Tu hai mai spostato una montagna? No, veramente no. Ecco, visto? Allora non hai mai amato. Certo, Ti consiglio di leggere il mio ultimo film. Sì, lo conosco, quello Scusa ma ti chiamo amore. Mi fai ridere. Quello è uscito in libreria 10 giorni fa. allora? Ne ho fatti già altri 7 nel Così, frattempo. Ma che fa, scherzi? Pensa all'ultimo, l'ho scritto ieri sul telefonino mentre facevo la fine dal panettiere. Come si Lo sai, il libro Sì. si chiama Gianfornaio. È la storia di Lalla, cugina di Fede, sorella di Milla, Sì. che escono con 3 ragazzi del Giulio Cesare, che sono Veni, Vidi e Vici. Certo. Ovvio. Giulio Cesare come si potevano chiamare? Sì, ma c'è, attenzione, Sì? attenzione, è qui la trama si intreccia, perché Lalla ama segretamente Bypass, E chi è Bypass? è l'amico del cuore, Ah, certo. Io scemo a chiedertelo. ed è molto romantico. Sì? Quando con la scuola, senti questa, senti, quando con la scuola vanno alla mostra degli impressionisti, le scrive col pennarello indelebile. Come mi può venire un'idea del genere? Sono Moccia, ce lo chiediamo sono tutti, Federico, infatti. sono dei Parioli, sono Sì. simpatico, c'ho il Insomma. cappelletto con la visiera, Sì. sembro giovane ma sono anziano, però meno male. incredibile. Cosa Dicevo, scrive col pennarello indelebile su un quadro di Manet. L'amore è come la puzza dei calzini dopo il calcetto, prima o poi svanisce. Romantico proprio, complimenti. Senti Federico. Sì. Allora, come di consueto, prima di salutarci, Sono Moccia, sì, no, Federico, sappiamo Farioli, tutti ormai, Farioli, fa lo scrittore, sì. facendo un sacco Senti, di soldi. abbiamo dato I diritti un'occhiata al dei tuo... film che ho venduto per far film. Sì, ricco. ok, va bene, Mo lo faccio sappiamo. quest'altro libro e gli fanno un altro film. Va bene. Che Senti, bello abbiamo letto... essere Moccia. Sì, Sono insomma, Moccia. quasi. Federico mi chiama. Sì, bene. Mia moglie si chiama Parioli. Penna di cognome, pensate. Come? Penna. Ecco, senti, Che potevo fare io? abbiamo letto il tuo blog. Cosa? Abbiamo letto il tuo blog, abbiamo estratto una domanda di un tuo fan, possiamo girartela? E se vuoi. Allora, ciao Federico. Ciao, come va? Tutto bene? No, Federico, non ci siamo, è l'inizio... Sono Federico io. Sì, lo so. Tu mi chiami, ciao Federico, io 9 ti rispondo, volte, sono sì. persona educata. Ok, ma questa è lei... Scrivo libri ma sono educato. Ma questa è lei... Sono ricco ma sono educato. sei Ho dei scelto anche le canzoni di Sanremo, sappilo. tu, Ho lavorato gomito a gomito con Pippo Baudo. Bene, allora... Nei sotterranei di Via Asiago, Qui sotto. 3 metri sottoterra. Certo. Allora, dimmi. Levo ciao Federico perché... Ciao, come va? Ecco, lo sapevo. Tutto Allora, bene? Sì, benissimo, e tu? Io insomma Bene, scrivo perfetto. libri, mi chiamo Moccia. Moccia e sei Sono Parioli, Federico. sì. Hai mai firmato un lucchetto? No. Sei mai andato a Ponte Milvio? Sì. Quando? Sono passato qualche volta. Non ci devi passare, no. ci devi fermare. Devi prendere un lucchetto e devi scrivere una frase Sai e lo dove- devi mettere là, se no che cazzo campi a fare? Certo, è vero. Scusa, Campo tutta la però me vita l'hai per tirata mettere- fuori, certo, me l'hai tirata per fuori, mettere i lucchetti, me l'hai sì. tirata fuori. Te la rimetto D'altronde nei dentro. miei libri queste parole sono una sì e 3 no. Ecco, Quindi. perfetto. Allora,
Ti giro ancora questa. Sì. Tu che capisci tutto dell'amore. Chi? Tu chi? Tu, Federico. Ciao, come stai? No. Ogni volta che dico Federico. Insomma, ascolta, c'è una Sissi che voleva sapere cosa vuol dire questa frase. Amor con nullo amato, amor perdona. Cioè lei lo scrive? Sì, no, lei ti chiede cosa vuol dire questa... La firma? No, non la firma lei ovviamente perché è una No, frase... lei firma? Sì, ciao Sissi. Dice ciao? No, grazie Sissi. Avessi detto ciao era meglio, vuol dire era giovane. Vabbè. Cara Allora, Sissi, amor che nullo amato, amar perdona. È facilissimo. Sentiamo. Amor, soggetto, cannulla amato, complemento di modo al luogo. Questo lo sapeva anche lei. Amar perdona, predicati verbali. Non so su quale muro hai letto, sta scritta, ma ti assicuro che è una frase che non può funzionare. Ma come? Te lo dico io che sono uno scrittore famoso. Non può funzionare, non può funzionare. Adesso non è che tutto quello che si legge sui muri può essere tradotto sul libro. Pensa, domani faccio un libro, ho letto una scritta bellissima, ci faccio 3 volumi. Divieto d'affissione. Bello, ci fai 3 volumi. Vi saluto, vado in conferenza stampa per il film con Righi e Piggi. Chi sono? Righi e Scamarcio e Piggi e Laureghiatti, no? Vabbè. Ragazzi, beccamo. Ciao, grazie, bello Moccia. Posso raccontare un aneddoto? Ho ricevuto ieri un SMS da una grandissima che Gigi conosce, che è Iaia Fiastri. Iaia Fiastri, a cui va subito l'applauso. Caro, cosa ha scritto Iaia Fiastri? Sentiamo. Per esempio aggiunge un posto a tavola, per esempio. Le parole, no? Le parole, ma anche la commedia, riadattandola a un concept inglese. Poi... Tutte le commedie che erano ai Giovannini c'era Iaia Fiastri. Beh, pensate che Iaia Fiastri ha scritto una canzone tantissimi anni fa insieme a Domenico Modugno. Pensate, una canzone che oggi potrebbe essere attualissima perché parlava che, diciamo che all'epoca, pensate, fu censurata e Domenico Modugno non poté cantarla in pubblico. Ci crederesti tu? E chi ci crederesti? Scusa Gigi, ma hai ingoiato il ponte. Mi è rimasto il ponte su ci crederesti. Devo dire che ero un po' condizionato dal fatto che il verbo, dico, sarà giusto, ci crederesti tu, invece è giusto. È giusto, sì. Ci crederesti tu? È difficile. Ci crederesti tu di una volta al doppiaggio appunto capitò, forse però Pietro potrà proteggerla. Come? Forse però. Prova a dirla di corsa. Forse però Pietro potrà. Niente. Dillo te. Forse però Pietro. Com'è Gigi? Com'è? Forse però Pietro potrà proteggerla. Senti lui. Quando vai di corsa. Forse però Pietro potrà proteggerla. Quasi. Viene potreggerla. Potrà proteggerla. È difficile, questa è la simile. Insomma, per dirvi che noi al telefono ci abbiamo la grandissima Iaia Fiastri. Pronto? Cara Iaia, c'è Gigi qui. Ciao Iaia. L'ho sentito, vi ho seguito fin dall'inizio. Sembra di vedervi, siete talmente vivaci che uscite dalla radio. Vivaci è bellissimo, siamo vivaci. Belli, bravi, belli. Grazie. Senti Iaia, com'è la storia di questa canzone di Domenico Modugno che si intitola L'anniversario? È una storia molto triste. Correva l'anno 1974, mi pare. Sì. Lo stesso anno in cui poi ci fu il referendum per il divorzio. E Mimmo Modugno ed io andammo a Venezia, dove si teneva il Festival per la canzone europea. Facemmo le prove con questa canzone all'anniversario che piacque ai presenti. Anzitutto ci davano per vincitori. La sera andai con Mimmo, una vergogna per dire la verità, in gondola sul Canal Grande e lui suonava la chitarra e la cantava. Il gondoliere era abbastanza stupito, però insomma partecipava con un minimo di entusiasmo. La mattina dopo andiamo in teatro e si presentò un signore in clergyman che era il segretario del Patriarca di Venezia e disse: caro signor Modugno, lei può cantare tutto quello che vuole tranne questa canzone, poiché il testo di questa canzone mina l'istituto matrimoniale. Maria. De che dissi io. Come disse lei, scusi? Come disse Iaia, come dicesti? Perché
cammina all'istituto matrimoniale, ma è una canzone d'amore, sì, ma di due che non sono sposati. Beh, dico, non è mica proibito amarsi senza essere sposati, anzi, niente. Ne canti un'altra, disse Modugno, e Modugno fieramente rispose, o questa o nessuna. E ce ne andammo con molte pive in un grande sacco. Nel grande sacco, incredibile. Signori, dopo tanti anni, cara Iaia, quella canzone direttamente dall'Argentina, quella canzone dopo tanti anni è qui tra le nostre mani, ce l'abbiamo qui, il testo, controllate se tra il pubblico c'è qualcuno che ha come si chiama? Il clergy? Allora, ovviamente l'abbiamo col maestro Cremonesi, l'abbiamo tirata giù, come si dice in gergo, quindi noi adesso proveremo a cantarla, sicuramente qualche errore di melodia ci sarà, perché non abbiamo avuto il tempo di assimilarla, come si dice, però sicuramente renderà l'idea di quello che nel 1974 fu censurato e che oggi diventa una canzone di attualità, visto quello che stiamo vivendo in questi giorni coi Pax, coi Dico. Evviva i Dico. E se mi dici evviva, a questo punto a me mi viene quasi da fare evviva, 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 evviva. Questa è un'altra storia. Va bene, Iaia Fiastri. Un posto a tavola per te sempre. Cara Iaia Fiastri, grazie, continua a seguirci perché noi adesso proveremo. C'è Proietti che sta ridendo come un matto. Proietti ha fatto parte della sfiga che mi ha seguito per tutta la vita, perché io amo cantare, scrivere le parole delle canzoni, più di tutto. E quando Proietti fece Alleluia brava gente, nel ruolo che avrebbe dovuto essere Domenico Modugno, e lo fece da par suo, devo dire, un trionfo, però le canzoni che avevo scritto io per Modugno, lui non le cantò mai perché erano di Modugno, e Modugno non le cantò mai perché l'aveva cantate Proietti. Io l'ho cantate, Sì, anche nell'ultimo spettacolo che ho fatto al Barcaccio. Sì, hai cantato Amaro fiore mio. Vedi? Sa tutto lei, sa tutto lei, grandissima. Iaia Fiastri, noi ti salutiamo, ascolta perché adesso proveremo a fare l'anniversario, Grazie. Ci proveremo con tanto di cori, perché qua si sono allenati con i cori, e anche un piccolo balletto faremo. Ma è meraviglioso. Faremo un piccolo balletto che in radio non si vedrà, fatto da Marco Lolli, direttamente dal Mucca Assassina. E chi? E la nostra Paola Brai. Io li ho sempre visti i vostri balletti alla radio. Si vedono, vero? Allora noi proviamo. Un po' di fantasia. Grazie a Iaia Fiastri. Ciao. Parti, vai, Gigi. Il nostro anniversario non è sul calendario, perché di matrimonio non si parla tra noi due. Diverso è il tuo cognome, ma uguale abbiamo il nome. Noi ci chiamiamo amore, tutte e due. Tocca a voi ragazzi, vai. Amore senza data, senza carta bollata. Ti sposo ogni mattina e tu rispondi sempre sì. Il nostro anniversario è tutto il calendario, pieno di feste senza lunedì. Al nostro matrimonio milioni di invitati e come testimoni tutti gli altri innamorati. Noi non ci giuriamo niente perché non c'è bisogno, con un contratto non si lega un sogno. Come ti sono grato di questa libertà,
la libertà di amarti senza essere obbligato, mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Grande Iaia Piastri, ovviamente ricordiamo il grande Domenico Modugno. Beh, abbiamo, vedete, ritirato fuori l'anniversario. Allora, ci siamo. Abbiamo, caro Gigi, abbiamo deciso con Gigi, finalmente ci siamo. Abbiamo, come si dice, abbiamo convenuto che è Toto ci vuole, Toto nella sauna. Io posso accennare. Accenniamo, dai. Mi sono fatta una sauna. Una pausa lunghissima con asciugamano in testa. Ti rimette al mondo, all'altro. Vabbè, insomma, questo era. E poi andava avanti piano piano, mi accorgo che il pubblico dice: un amico mio c'è scomparso dentro a sta sauna, che si chiamava. Che qualcuno a volte suggeriva Toto, no, gliela voglio fare da solo. Vabbè, insomma, questa era la cosa. Queste cose sui come si chiamano? Le fitness? No, le fitness. Sì, le spa, adesso si chiamano spa. Le famose spa di cui parlava Mike. Ai tempi, sai, i tempi di queste terme per le acque, no? Caracalla? No. Beh, no, anche più tardi, nel periodo libero. A Saturnia. A passare le acque. Passare le acque è un eufemismo, un modo, insomma, per dire che si va, insomma, quando ci sono dei problemi terribili, questi li vedi grigi, tutti sudati, che la mattina si incontrano, non so se voi sapete questa storia, no. Si incontrano lì alle terme e dice auguri, con la bottiglia in mano, tutte sue, auguri a lei. Entrano e dice: speriamo che stamattina sia la volta buona. E si seggono in due bagni contigui, insomma. A un certo punto uno dei due sente fare dall'altra parte plof. Alla bussa alla parete dice: beato lei! Beato un cazzo, è orologio! Allora, questi argomenti, sono ambienti molto conosciuti. Certo, Senti Gigi, la nostra orchestra ha preparato una cosa e poi dopodiché avremo ospite Antonella Ruggero direttamente da Sanremo. Sì. Antonella Ruggero, anzi, scusa, mi consenti, Antonella è già qua. Antonella, ciao, posso farti 2 domande? Solo 2 domande. Noi sappiamo che sei appassionata di cucina tipica romana. Come prepari tu la coda alla vaccinara? La 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 la. Sentite come la prepara, eh? Sì. La 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 la. Agli ultrasuoni. E senti, tu hai sempre un atteggiamento così sereno, quasi serafico, ma quando ti arrabbi, qual è la parolaccia che dici più spesso?
Ha impugnato gli occhiali. Quando sei sotto la doccia, cosa canti? Sentiamo, sono curioso. Mi fa male la qua. Gli ultrasuoni sono. I cani. Ci sono due delfini in portineria. Avevo fatta finire. Grazie. L'ho presa, Sì. Su una coda vocale. Davvero. Grande Gabriella Germani. Cerca di fare un accordo, Cremoni. Ormai abbiamo fatto pochi personaggi oggi, ma visto la presenza del grande Gigi, io direi, Cremonesi, fai quell'accordo lì. Quell'accordo lì, senti, vediamo cosa ti ricorda questo. A te che piace la musica francese. Ma chi ti ha detto che mi piace? Si sente dalla musica che è proprio francese. Ho capito quello che volete, ma insomma ragazzi, ogni mio intervento è così un po' spintarello. Ma sì, vabbè, oggi insomma. Ma questa ripeto, è una parodia, come le parodie vanno fatte sulle cose importanti, insomma, una parodia. Ci parlo così, è come se la cantasse un cantante da night club. Berlusconi dice club. Night club. Dice così lui? Sì, ne dice tante. Ne dice tante. Che diceva adesso, non so. E parte così. Numéro perché? 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 Adesso poi va. Chissà che cosa che voleva dire. No, noi dicevamo che volevamo farne un disco e farlo uscire il giorno della festa di San Valentino. Poteva essere un bel omaggio. In due versioni, maschile e femminile. È uscito un'ANSA perché la Lega è incazzata con me. Ah sì? Con me perché ha capito Bossi anziché di Bozzi, ho detto Bozzi. Sturatevi il le nostro orecchie. Autore si chiama Francesco Bozzi di Palermo, quindi è inutile che fate tanto prima che si incazzi, deve sentire. Tu sei terrone. Che vuol dire? Quindi adesso mi aspetto dalla Lega delle scuse. Mi aspetto dalla Lega, che io ho sempre rispettato tutti. No, muto. Mi aspetto delle scuse in tempo reale, se è possibile, così come è uscita l'ANSA, tutti incazzati perché ha capito. Se voi, non lo so, devo dire, prestate attenzione, se sentite la radio, quello che ha sentito, Bozzi. perché poi alla fine sai come funzionano queste cose, no? È uno. È uno che sente. Riporta male. Ha sentito male, ma sai che hanno detto? Allora, siccome Bozzi è un nostro tormentone, perché il nostro autore c'ha sto problema, che dobbiamo fare? Del resto lo chiamano, si chiama Tramontana. Francesco Bozzi con 2 Z. Detto Piritiello. Ecco. E allora no. Quindi molto probabilmente che uno ha sentito. Ecco, Lega, e qui leggo l'ANSA. Vai. Lega contro Fiorello. Viva Radio 2 indecente su Bossi. Cioè, piove
Pirovano, si chiama Pirovano, oggi superato il limite satira. Acquisiremo cassetta. Ecco, quando acquisirete la cassetta E sentirete Bozzi, fatevi due risate, fatevi. È indecente, denuncia il senatore leghista evidentemente il senatore leghista deve farsi una visita alle orecchie, perché sì, può perché succedere. io lo faccio Anch'io sempre, lo l'esame faccio. audiometrico va fatto. Te li sturano, io un ad esempio non ho i medi, non sento. È vero. Su certe frequenze io non sento. SZ, Evidentemente il senatore, come si chiama, Pirovano, c'ha le frequenze sulle Z, non le becca. No, Ripeto, allora, in cui riferendosi alla Merkel, secondo la quale bisogna abbattere il gas serra, ha letto una finta lettera in cui si chiedeva di mettere il pannolone, senti, guarda il bugiardo, il pannolone a Umberto, noi abbiamo nominato Umberto, mai, abbiamo detto Bozzi, allora mi fai una cortesia? È possibile avere la registrazione subito? Allora in un minuto rifacciamo sentire la registrazione, a me piace quando è così, mi piace. Il vertice UE taglia i gas serra, il vertice dell'Unione Europea quindi taglia questi gas serra, la Merkel ammonisce l'Italia e dice chiudete le industrie inquinanti e soprattutto mettete il pannolone a Bozzi. Bozzi è il nostro autore, perché l'altro ieri purtroppo Bozzi, mentre facevamo qui una gag, gli è scappato un effluvio. Io mi immagino il titolo e noi da quel giorno l'abbiamo preso in giro, quindi avete preso una cantonata. Il titolo di domani della Padania: Francesco Bozzi e Scorreggione. Punto esclamativo. Va bene, succede, dai, vi perdoniamo, succede, caro, ovviamente ora, caro Pirovano, se il tormentone diventasse lei, non si deve arrabbiare, perché lei c'è domani il sasso lunedì, va bene. Abbiamo terminato, non c'è neanche tempo per i saluti, ringraziamo comunque tutti. Avvisiamo il senatore Pirovano che Rossi, che va a teatro a Corridonia, non è Guido Rossi della Telecom. Attenzione, Che figura! Bene, allora salutiamo il grande Gigi Proietti. Grazie. Ciao. Riccardo Rossi. Attenzione, la madre di Bozzi fa causa al senatore Pirovano. Lo scorreggione è mio figlio, ci tiene a dirlo. Mandiamogli Bozzi là. Esatto. Il giovedì non può andare in giro per Roma, Bozzi. Non ci posso credere quello che è successo. Ma ti pare? E noi invece salutiamo il senatore Bozzi con un applauso. Non ci saremmo mai permessi di fare una cosa simile. Caro Pirovano, se lei ha pensato questo di noi, veramente non ci ascolti mai più. Arrivederci. Bene, abbiamo terminato. Ciao.